dopo quando sei pronto cominci tu. Come lo volevi nel prosecco? Ah sì, delle scuole. Sì, delle scuole. Ok, c'è sotto forma di PDF perché Canva non me l'ha scaricato PPT, quindi sarà un PDF. Scorrerò nel frattempo. Non ti preoccupare. Va bene. Ok, guarda qui. Ok. Posso cominciare? Ok. Oggi parleremo delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che è entrato a far parte del patrimonio dell'UNESCO nel 2019 e conta di un territorio molto vasto, che si estende per 90 chilometri. In questo territorio molto vasto e stupendo, pieno di emozioni da regalare al cliente e ai turisti che la visitano. Inoltre possiamo trovare la strada del Prosecco, che è una delle strade comunque, la prima strada del vino, che è un percorso turistico che conta di diverse tappe che a fine PowerPoint potremmo vedere che le ho elencate. Ha degli aspetti mostra degli aspetti molto preziosi, ma anche molto culturali, paesaggistici e stupendi, e quasi vengono controllati e anche riservati proprio per quanta felicità infonde al turista, soprattutto ai turisti più curiosi. E questa è la strada del Prosecco tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene. La storia del Prosecco di Conegliano. Come sappiamo, non solo il territorio ha una storia, che poi andremo anche a visitare, ma anche il Prosecco di Conegliano ha una storia. E appunto, fin dall'antichità, questa era un'area dove veniva praticata la viticoltura, quindi non solo dal 1750-1700, ma anche molto prima. E quindi già da lì era usuale, era usuale coltivare queste piante per il vino e per il prosecco. E appunto, nel aprile 1962 si iniziò a creare comunque una storia attorno a quello che era il vino, si iniziò comunque anche a modernizzare. E nel 2009, come abbiamo visto, ottenne il marchio DOP. La storia del territorio di Conegliano e Valdobbiadene. Come vi ho detto all'inizio, questo territorio è ricco di paesaggi culturali stupendi, tra colline, montagne, viti verdi e anche fiumi, perché come abbiamo visto il Veneto è una regione dove possiamo trovare molti fiumi. Il microclima è unico, le caratteristiche mettono comunque le caratteristiche specifiche del terreno e anche dell'ambiente, del clima, mettono a proprio agio anche le viti, e non solo le viti, anche le persone che le coltivano. Perché come abbiamo visto, come sappiamo, vengono coltivate tutte queste viti. Ci terrei a ringraziare tutte quante le persone che mettono le loro mani in questo lavoro, perché a parte far felice il turista e anche comunque sviluppare le loro aziende dal punto di vista economico, anche come dire, piantano queste viti in maniera eroica, perché non tutte le colline appunto sono morbide e comunque hanno il terreno morbido oppure non pendente, mentre la maggior parte, come vediamo anche attorno a noi stesso in questa città, questo piccolo paese, possiamo trovare colline un po' più alte, che è difficile. Per questo ho scritto che i contadini e comunque le persone professioniste le piantano in maniera eroica. Le regioni del territorio di Conegliano e Valdobbiadene. Se andiamo in maniera più specifica, nel territorio di Conegliano e Valdobbiadene troviamo tre zone: la core zone, la buffer zone e la commitment zone, e ciascuna di queste zone delicate ha un proprio utilizzo o comunque una propria spiegazione. Ad esempio, la core zone è quella più interna, e i piccoli paesi comunque non confinano molto con le altre parti, perché confinano soltanto con la buffer zone. La core zone risiede di 9200 ettari su cui contare, quindi un vasto territorio, mentre la buffer zone ne contiene 9800 circa di ettari. Comunque sono dei comuni che insieme anche a quelli della commitment zone, comunque una zona molto più vasta rispetto alle altre due, si mettono d'accordo per mantenere e tutelare questo territorio fantastico. Il Prosecco. Non solo il Prosecco di Conegliano, una storia, ma anche il Prosecco in generale. Come sappiamo, il Prosecco è la denominazione di origine controllata che designa il vino a base di glera, cioè di colore bianco. La glera è semplicemente la bacca bianca, o come comunemente conosciamo, l'uva.
l'uva bianca che troviamo, e possiamo trovarlo appunto di altre tipicità, come ad esempio rosso o appunto bianco. Qui tra le marche più comunque classiche del Prosecco abbiamo Mionetto, Carpenne Malvolti e anche Zardetto. Carpenne Malvolti ci volevo tenere a dire che nacque dal signor appunto Malvolti, e qui di Conegliano, che si ispirava a comunque creare il vino collegato all'acquavite di vino appunto tramite l'uva di Conegliano, quindi una sorta di fusione tra i due, e si è visto che comunque ha funzionato. Scendendo sotto possiamo trovare dei posti che sono stati aggiunti alla strada del Prosecco, che si costituì nel 2003, che è una delle più grandi strade del Prosecco mai create, e soprattutto dopo la prima piccola strada del vino, che nel 1966 fu appunto la prima, come avete letto. E in aggiunta ad ampi tratti dello storico percorso della strada del Prosecco possiamo trovare anche il feudo del Collalto, ma anche la storia e la cultura che si mischiano tra Serravalle e Follina anche, e il Torchietto di Fregona. Ma non possiamo trovare solo queste attività, anche molti altri percorsi, molti altri luoghi da visitare. Torniamo prima all'acquavite di vino, come ho detto prima, è una bevanda ad alta gradazione alcolica ed è in colore. Comunque ci sono altri tipi di acquavite di vino che sono comunque colorate o tipiche essenze dalla Sicilia, e appunto del mio territorio ho voluto trasmettere anche a voi comunque quello che è la mia Sicilia, il mio paese, fonde anche il vino, che si collega benissimo al Prosecco di Conegliano. Come vi ho detto prima, cosa possiamo vedere in 2 giorni? Molte persone, soprattutto magari i più curiosi, ma è un percorso non soltanto per persone magari più anziane, ma anche per i turisti, donne e uomini più curiosi, e anche per i bambini magari. Può essere di 2 tipi. Può essere del tipo visitare normalmente, magari per nottare in un hotel o in un ostello, che potrà usare chilometri a zero di quel territorio. Oppure e-bike. Sapete cos'è un percorso e-bike? Esattamente. Il percorso e-bike, le persone, i turisti acquistano delle bici per girare tutti i territori in maniera senza inquinare comunque l'ambiente, senza l'uso di una macchina e anche magari di moto. E quindi questo tipo di turismo e-bike tende anche a, come dire, cercare di inquinare di meno. E questo è il mio itinerario per le colline tra Valdobbiadene e Conegliano. Grazie. Grazie a voi. Posso fare solo una considerazione? Sì, certo.
lato dello schermo. Ok. Sì, anch'io ho visto. Abbiamo visto solo uno. Sì, perché ha scelto il suo tempo. Ok. Quando vuoi. Bene. Buongiorno a tutti, io sono Marco Fuchesato della quarta 1 dell'Istituto Pellegrino Ortusi di Recoro Terme e oggi vi presento la foresta del Cansiglio. La foresta del Cansiglio si trova nell'omonimo altopiano delle prealpi carsiche bellunesi, a cavallo tra le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, rispettivamente alle province di Treviso, Belluno e Pordenone. L'altopiano del Cansiglio presenta una vasta conca erbosa di 7.000 ettari di foresta, con al centro diversi campi adibiti a pascoli e a prati. Il termine Cansiglio deriva dal latino Camp Silus, che significa terra tranquilla, terra silenziosa, e il panorama che offre il Cansiglio è ammirabile in tutte le sue stagioni, in estate, primavera e autunno-inverno. Oltretutto, soprattutto per le ricchezze che racchiude in questi periodi. Oltretutto, il Cansiglio custodisce un importante patrimonio di valorizzazione e conservazione, grazie alla presenza delle sue caratteristiche culturali e naturali, che sono uniche nel suo genere, in particolare la storia, la cultura e il folklore, la flora e la fauna e anche poi dopo l'enogastronomia, punto fondamentale della cucina, anche poi dopo della provincia. Questo itinerario è stato scelto di farlo nel primo fine settimana del mese di ottobre, rivolto alle famiglie, e soggiorneranno per 3 giorni e 2 notti nell'azienda agrituristica Malga Filippon, che è appunto la struttura del Cettiva. I mezzi di trasporto che utilizzeranno saranno bici, cavallo e automobili, e questo itinerario è stato appunto scelto per far scoprire i segreti che racchiude in questo periodo, in autunno, il Cansiglio. Come ho detto appunto, la struttura ricettiva è un agriturismo, l'agriturismo Malga Filippon, e come potete vedere l'agriturismo offre il servizio di vitto e alloggio, ma non solo, in particolare le offre i prodotti locali a chilometro zero che si possono degustare e consumare. Altri servizi che offre la struttura sono il servizio di parco giochi e centro benessere, soprattutto per i bambini e i genitori, dove possono svagarsi in totale tranquillità e relax, immersi nel panorama dell'altopiano, l'accessibilità garantita ai clienti disabili di ogni comfort e comodità, il contatto con la natura attraverso la fattoria didattica, dove i bambini possono immedesimarsi in contadini producendo prodotti locali, e i servizi fuori struttura come la scoperta della riserva naturale che custodisce migliaia di perle. Il primo giorno è stato scelto di tuffarsi nella natura, con delle attività a scelta e organizzate. L'attività a scelta è principalmente il giardino botanico, questo giardino che è stato aperto per far conoscere ai turisti le piante e i vegetali autoctoni del territorio che vengono tutelati. Le altre due attività sono appunto, le altre 3 attività sono la fattoria didattica, come è stato detto prima, dove i bambini possono diventare fattori e produrre i prodotti locali, e le altre 2 sono la gara di orienteering e la passeggiata a cavallo, che vengono fatte in compagnia dei genitori, dove possono appunto andare alla scoperta della riserva naturale che custodisce migliaia di perle. Queste perle, che sono appunto fondamentali, sono le piante del foliage, che nel periodo di autunno le foglie si colorano di giallo, rosso acceso e arancione, e gli stessi alberi offrono riparo a diverse specie di animali, in particolare al gufo, al tipico cervo del Cansiglio, all'orso e alla lince. E anche durante la preistoria il Cansiglio ha dato lo sviluppo e l'insediamento degli uomini primitivi grazie alla presenza di cavità che sono tuttora presenti, più di 14.500 anni fa, e si possono ancora ritrovare resti che testimoniano il loro insediamento. Poi il pranzo e la cena sono stati pensati di farli uno al Bar Bianco e l'altro all'azienda agrituristica Malga Filippon, dove soggiornano. Entrambe le strutture offrono la degustazione e la consumazione dei prodotti a chilometro zero, che sono tutti bio. In particolare questi prodotti a chilometro zero costituiscono anche la cucina del Cansiglio e anche della provincia, in particolare i formaggi, i salumi, gli insaccati, la carne, la polenta e anche prodotti coltivabili come crauti, patate e fagioli. Il secondo giorno è stato scelto di assaporare la cultura cimbra con un tour guidato in e-bike della durata di 5 ore, lunghezza 30 km, con pausa pranzo. Per scoprire cosa? I villaggi cimbri. I villaggi cimbri sono una grande testimonianza che ha dato appunto alla popolazione cimbra, che si è insediata più di 1000 anni fa nel Cansiglio.
Il termine cimbro deriva dalla loro lingua, che significa zimbar, che è artigiano del legno, e questa era la loro lavorazione principale. Infatti il Cansiglio veniva chiamato la foresta delle galè, perché appunto offriva legname alla Repubblica di Venezia per la costruzione di navi. Oltretutto i cimbri sono stati molto fondamentali nell'enogastronomia, come è stato detto, in particolare nei cibi, quindi quei prodotti a chilometro zero che sono tipici del territorio e della provincia stessa, e dopo nell'enologia con i vini che costituiscono l'enoturismo del Trevigiano, e soprattutto un amaro fondamentale, l'amaro Cansiglio, che è ottenuto da 18 erbe e bacche provenienti dalla foresta. Poi, per capire meglio la cultura cimbra e i suoi villaggi, è stato scelto appunto di fare questa visita. In particolare questi villaggi sono stati ristrutturati, alcuni in legno, mentre altri sono rimasti con i loro ruderi in pietra, e testimoniano una grande importanza. E per capire meglio la cultura cimbra è stato scelto di visitare il Museo etnografico dell'Uomo del Cansiglio, soprattutto per i bambini, che possono imparare attraverso giochi interattivi la lingua dei cimbri e le mansioni che svolgevano un tempo. E per chiudere la serata a tema è stato scelto di effettuarla in una cantina, una stalla, oppure in una cantina e cucina cimbra. E il momento è il filò. Questo è un momento tipico cimbro dove il capofamiglia si riuniva e raccontava ai bambini le storie di miti e leggende di orchi, fate e folletti, e intanto si può assistere agli altri componenti della famiglia che si portano avanti con le mansioni del giorno successivo, come l'allevamento degli animali, come la lavorazione dei prodotti fabbricati in legno, e anche poi della filatura. E intanto ci si può godere della serata mangiando anche qualcosa di tipico e caldo soprattutto. Il terzo giorno è stato dedicato alla scoperta dei dintorni: Sarmede, il paese delle fiabe, le grotte del Cagliaron e il Monte Pizzoc. Sarmede, il paese delle fiabe, è un importante centro culturale che ha dato la nascita alla fondazione di Stefan Zweifel, un pittore che affrescava i muri delle case raffiguranti fiabe e favole. Per i bambini è molto fondamentale perché possono sbizzarrirsi con la loro creatività e ingegnosità attraverso spettacoli e giochi a tema. Il secondo sito sono le grotte del Cagliaron, che è un importante complesso, un parco naturale che è formato da queste cavità di arenarie miocene visitabili, e allo stesso tempo sono facilmente percorribili grazie alla presenza di ponti che sovrastano i ruscelli, e anche alla costruzione di mulini che funzionano tuttora, che sono molto antichi. E poi come ultima tappa è il Monte Pizzoc. Questo monte è alto 1565 metri, che si trova in prossimità delle grotte del Cagliaron e offre un importante panorama nella pianura veneta, nella città di Vittorio Veneto e dell'Altopiano del Cansiglio e delle Alpi Bellunesi. È stato teatro durante la seconda guerra mondiale della resistenza partigiana tra tedeschi, e durante la guerra fredda c'è stato l'insediamento di una base missilistica NATO a Piancansiglio, mentre nel Monte Pizzoc l'installazione di una base radar che serve per controllare il nord-est. Come pranzo abbiamo scelto di effettuarlo all'osteria Chiesmilva, un'importante locanda che offre la degustazione di prodotti locali, godendo del panorama della città di Vittorio Veneto. E durante questa ricerca mi sono accorto del collegamento che si può fare con il territorio del Cansiglio e con il nostro territorio di Requaro Terme, soprattutto per due aspetti: l'aspetto culturale e l'aspetto naturale, perché bensì anche noi nel territorio di Requaro Terme abbiamo la presenza dei cimbri, che testimoniano una grande importanza. Qui, come potete vedere nel video, i cimbri svolgono le mansioni che sono tuttora presenti, quotidiane: la lavorazione dei prodotti caseari, formaggio, burro, latte, e soprattutto anche di un importante piatto tipico di Requaro Terme, che sono gli gnocchi con la fioretta, come potete vedere, che costituiscono appunto il piatto principale della nostra città, del nostro paese. E poi anche altri piatti rivisitati, come per esempio la pizza con la fioretta, che è questo piatto gourmet, dove appunto la fioretta viene spalmata sopra l'impasto e guarnita con erbe tipiche di montagna come la rucola, per esempio. E altri piatti invece sono fondamentali perché costituiscono anche l'arte culinaria del Veneto, soprattutto la polenta onta e gli uccelli, ma anche dopo semplicemente il pane fresco di montagna, come potete vedere. E poi dopo i cimbri anche loro svolgevano le mansioni come nel Cansiglio, nella lavorazione delle cesta di legno e soprattutto dei vestiti, che vengono ancora oggi riutilizzati per la chiamata di marzo, che è un evento tipico che si tiene ogni 2 anni a Requaro Terme. Anche qui ci sono le contrade cimbre, e come potete vedere qui un tipico contadino si reca nella sua stalla, dove appunto alleva le sue mucche per poi dopo la produzione dei prodotti caseari. E quindi per noi è molto importante perché costituiscono un punto molto culturale di Requaro Terme. Il secondo aspetto invece è il sentiero dei grandi alberi. Questo sentiero, che è percorribile a piedi,
in bici oppure anche a cavallo con la compagnia di bambini e anche di animali domestici. Si può percorrere in totale tranquillità, immersi nella natura, godendo e ascoltando anche i suoi rumori. E soprattutto il panorama è ammirabile in tutte le sue stagioni, sia in primavera, in autunno, in inverno e soprattutto anche in estate. E anche qui noi abbiamo la presenza del foliage come nel Cansiglio, grazie anche agli alberi secolari che tramandano una loro storia. Si può percorrere tranquillamente questo percorso e si può godere del panorama della valle, soffermandosi in alcune aree di sosta dove si può contemplare la natura e mangiare anche qualcosa. Bene, ci tenevo a dire che tutti i video e tutte le foto sono state prese da internet e per rendere autentico e originale questo lavoro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Non so se forse avevi detto che era meglio VLC. VLC, sì. Quale? Io con quello. E prova col tasto destro, apri con e VLC. Il secondo. Il secondo, Ok, esatto. grazie. E tu figurati. Ok. Si può attivare l'audio? È già attivo? Questo non lo so dell'audio, sinceramente. Fai una prova. Proviamo. No, non si sente. Ma infatti non vedo altoparlanti. Casse. Non saprei sinceramente perché dobbiamo chiamare Michele. Sì, meglio me lo chiamo. Un po' mettere anche una Penso pausa di sì, lì. perché l'ho visto stamattina. Proprio. Io non ho nessun tipo di numero di nessuno. So chi sono. Le professoresse forse lo sanno qua fuori, no? No, che sanno dove trovare la persona dell'IT. Non so, ufficio. No, ma l'altro che era venuto stamattina. 238, 246. Michele? Ciao Giovanni, scusa, sono qua del recinto 1, giù da basso. No, tutto a posto. Per poter attivare l'audio abbiamo qualche difficoltà. Fino ad ora, insomma, sì, la ragazza gradisce un po' l'audio, non ci siamo posti il problema. Hai un minuto? Grazie caro. Ciao. Sta arrivando. Fuori pazienza. Perfetto. Intanto magari posso introdurre... Come vuoi? Allora, ho deciso di fare l'itinerario su le colline del Prosecco e ho pensato di appunto realizzare un video promozionale della zona che dura, come vedete, molto poco e poi appunto soffermarmi su... Sì. farlo vedere, quindi farlo godere per bene, poi diciamo ampliare il discorso delle varie zone che appunto verranno mostrate nel video. Sì. Permetti? Certo. Ecco qua il problema. Vediamo. Ok, perfetto. Te lo metto sulle altre che si... meglio. Vediamo. Ecco qua, prego. Grazie mille. Perfetto.
Le colline del Prosecco sono un'area che si trova tra le Dolomiti e Venezia e comprende appunto tutto il territorio da Valdobbiadene che arriva fino a Vittorio Veneto. Il modo più bello e facile per percorrere è appunto la strada del Prosecco, che è la strada ecologica più antica d'Italia e è possibile percorrere in diverse maniere, in automobile, in Vespa, che è anche possibile appunto noleggiare, e in bicicletta. Io consiglierei l'opzione bicicletta in modo da effettuare comunque una scelta ecosostenibile. Sì. La prima tappa del viaggio consiglierei appunto di visitare Conegliano, che è una città che si trova in una posizione strategica, essendo a ridosso delle Prealpi Trevigiane. Il centro storico è caratterizzato da numerosi palazzi rinascimentali e sul colle a ridosso di Piazza Cima, che è la piazza principale di Conegliano, dedicata appunto al pittore Giacomo Cima, sorge il castello, che è il monumento più importante della città, il simbolo della città. Da qui si può appunto godere di una vista panoramica sulle Dolomiti UNESCO e anche sulla laguna di Venezia. Conegliano ha anche una tradizione vitivinicola molto antica, grazie alla presenza anche di una scuola ecologica che è la più antica d'Europa, e insieme appunto a Valdobbiadene è famosa per la produzione del Prosecco superiore di OCG Valdobbiadene Conegliano, che è appunto la massima espressione del vino prosecco in Italia e nel mondo. Dopodiché, percorrendo appunto il percorso della strada del Prosecco, arriviamo a San Pietro di Feletto, che si trova a nord dei colli di Conegliano, cioè sui colli a nord di Conegliano, e appunto il nome San Pietro di Feletto deriva dal latino felix, che significa felce, ed è un indicatore della boscosità del territorio. Infatti anche questo territorio, come alla fine tutti i territori delle colline del Prosecco, hanno una tradizione vitivinicola molto antica e famosa in tutto il mondo. Principalmente a San Pietro di Feletto si possono visitare edifici religiosi, il più importante è sicuramente la millenaria pieve di San Pietro, che è uno degli edifici storico-artistici più importanti del territorio e che conserva anche numerosi cicli di affreschi. Arriviamo poi al Molinetto della Croda, che si trova appunto a Refrontolo, nel Val dell'Ierza, che è appunto il torrente che vediamo scorrere. Il Molinetto è un esempio di architettura rurale immersa in questo paesaggio naturale che incanta, e è visitabile tutto l'anno, ospita anche mostre ed esposizioni e è possibile anche prenotare visite guidate. Inoltre da marzo a settembre vengono allestiti fuori dei tavoli da picnic per pranzi al sacco, quindi io consiglierei appunto di pranzare qui in modo da immergersi nella natura e appieno nelle colline. Sì, il biglietto costa molto poco, costa 3 euro a persona, per i minori di 14 anni invece è gratuito. Rolle è una frazione di Cison di Valmarino. Nel 2004 è stato il primo borgo italiano a essere tutelato dal Fondo per l'Ambiente Italiano, che appunto si occupa di salvaguardare il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Al centro di questo borgo appunto c'è l'edificio di massimo interesse, che è la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Sì. E affiancata appunto dal suo campanile anche da un antico cimitero. Dopodiché arriviamo a Vidor. Qui consiglio di effettuare una degustazione alla cantina La Tordera, che è una cantina a conduzione familiare molto antica che produce prosecco da più di 100 anni. Appunto questa cantina propone 3 diverse tipologie di degustazione. La prima è la più lunga, che dura 3 ore e costa 39 euro a persona, 39 euro a persona, scusate.
appunto offre sia la degustazione che la visita dell'azienda e anche del territorio, e invece la seconda dura 1 ora e mezza e costa 20 euro a persona, l'ultima invece è quella di mezz'oretta che costa 15 euro a persona. E inoltre durante queste visite vengono spiegate anche tutta la storia e le fasi di produzione del prosecco. Valdobbiadene, come ho già detto, è famosa per il prosecco superiore di OCG, e inoltre in un comune di Valdobbiadene, che è Cartizza, è presente anche una versione del prosecco più privilegiata, se si può dire. Infatti è considerato appunto una versione migliore del prosecco superiore di OCG, che è appunto il prosecco superiore di Cartizza. Infatti questa zona è anche chiamata il pentagono d'oro del prosecco. Il prosecco è il vino spumante per eccellenza, famoso in tutto il mondo. La vendita di prosecco ha anche superato le vendite magari di champagne, che sono comunque vini molto importanti. È molto antico, alcuni studiosi lo fanno risalire anche al periodo romano, e l'80% del prosecco oggi in Italia è prodotto in Veneto, principalmente Treviso, Belluno, Padova, Vicenza e Venezia, e il restante 20% è prodotto in Friuli Venezia Giulia, principalmente nella zona di Trieste e del Carso. Infatti il nome prosecco deriva da un borgo che si trova proprio vicino a Trieste, che è Prosecco. Per produrre appunto questo vino, le uve devono essere per forza di uno di questi territori per essere appunto considerato un DOC. Invece le uniche 2 zone che sono riuscite ad ottenere la certificazione di OCG sono quelle appunto dei colli di Conegliano e Valdobbiadene e quelli dei colli d'Asolo. Si produce con un vitigno a bacca bianca, che è appunto il glera, e l'85% deve essere glera. Il restante 15% può essere appunto a scelta in base al tipo di vino, ai gusti. Sì. Sì. Appunto viene prodotto col metodo Martinotti o Charmat, e da questo metodo possono derivare 3 tipi di prosecco: il prosecco tranquillo, che è quello senza bollicine, quindi la fase di produzione si ferma prima della spumantizzazione; il vino frizzante e il vino spumante. Il vino spumante è il più conosciuto, e la differenza tra i due sta appunto nella prima fase del metodo, che è appunto la pressatura. Le uve vengono pressate per ottenere il mosto, e nel vino frizzante vengono pressate di meno, essenzialmente. Il prosecco è un vino molto versatile, infatti viene utilizzato per creare diversi aperitivi e cocktail. Il più famoso è appunto lo spritz. Sì.
pensiero divergente, non c'è una regola. Parlo da qua? Sì, sì, sì. Ok. Allora, intanto buongiorno. Oggi sono qui per presentarvi il mio itinerario. Ho pensato a questo itinerario, l'ho realizzato pensando ad una coppia di giovani che volevano rilassarsi ma comunque sperimentare tutte le specialità enogastronomiche della zona, e per questo ho scelto appunto le colline del Valdobbiadene. Il mio itinerario si svolgerà in 3 giorni, in 3 giornate. La prima giornata sarà una giornata di viaggio, infatti partiremo da Arma di Taggia, dalla stazione di Taggia Arma, in treno, per arrivare poi a Conegliano la sera e con un transfer organizzato arriveremo in hotel. E la seconda giornata ho deciso di dedicarla completamente alla città di Valdobbiadene e a tutto il percorso della strada del Prosecco. Infatti, dopo la prima colazione in hotel, sempre con un transfer organizzato, inizieremo il nostro percorso per la strada del Prosecco facendo varie tappe, la prima dei quali all'antica pieve di San Pietro, che appunto dove si potrà fare una breve visita, per poi arrivare al Molinetto della Croda, dove ci sarà invece una visita guidata all'interno del mulino, dove verrà spiegata tutta la storia che c'è dietro il mulino. E infine arriveremo a Villa Brandolini per vedere le varie mostre d'arte che ci sono all'interno della villa. Per pranzo ho deciso di sostare presso la famosa osteria Sensoste, che appunto penso conosciate bene. E dopo pranzo andremo verso Valdobbiadene per procedere con una degustazione di vini, di prosecchi, e nella cantina di vinificazione del Parco della Filandetta. Dopodiché, dopo questa degustazione, ci sarà il tardo pomeriggio e la serata liberi per girare un po' per Valdobbiadene, per scoprire la città e per cenare in centro in uno dei tanti ristoranti
dopodiché si tornerà in hotel. Per la terza giornata ho deciso di trascorrerla praticamente tutta a Conegliano. Infatti, dopo la prima colazione in hotel ci sarà una breve passeggiata tra i vigneti e le colline per arrivare poi nel centro di Conegliano. Ah no, scusate, prima al castello, perché il mio hotel dista poco dal castello, e per una visita guidata, e per poi arrivare appunto nel centro di Conegliano, dove verranno visitati i vari palazzi storici come la chiesa della Madonna della Neve o il convento di San Francesco. Dopodiché ci sarà un'altra visita a Palazzo Saracinelli per un'altra mostra di arte, questa volta contemporanea e moderna. Il pranzo sarà libero, sarà comunque svolto nel centro di Conegliano presso uno dei tantissimi ristoranti locali della zona. Dopo pranzo ci sarà un trasferimento presso la società agricola Zinto per un'altra visita guidata, sempre per assaporare le tipicità della zona, ma questa volta anche per esplorare di più i vigneti e appunto per avere anche una visita guidata all'interno delle vigne. E dopo questa visita si rientrerà subito a casa ad Arma di Taggia, sempre in treno. E qui ho voluto parlare un po' più nello specifico del mio hotel, dell'hotel che ho scelto, l'hotel Relais Le Betul, perché è uno degli hotel più sostenibili della zona, specialmente di Conegliano, perché oltre ad essere situato in un paesaggio meraviglioso, in mezzo alle colline verdissime, in mezzo ai vigneti, utilizza per la preparazione dei suoi pasti utilizza solamente materie prime provenienti da piccole società agricole locali, piccoli produttori, coltivatori, e penso che questa sia la parte fondamentale di un viaggio, quindi di scegliere l'hotel sostenibile più che il viaggio in sé, perché alla fine è quello più impattante di tutto durante il viaggio. E qui ho deciso di mettere alcune fotografie per far vedere comunque la bellezza dei paesaggi che andremo a visitare durante questo itinerario. E qui invece ho trovato un interessante collegamento con la mia regione, che è la Liguria. Il collegamento che voglio portare sono i muretti a secco, perché essendo la Liguria una zona collinare ma comunque subito sul mare, i nostri antenati non avevano tanto spazio per coltivare o comunque per vivere, e quindi si sono dovuti adattare creando dei terrazzamenti. Questi terrazzamenti vengono poi fissati per non cedere, per non crollare, con questi muretti a secco, che sono una particolare lavorazione dove appunto non c'è nient'altro se non solo pietre sistemate una sopra l'altra in modo tale che si incastrino perfettamente da non cedere. E questa particolare conformazione, unita anche al nostro clima tipicamente mediterraneo della zona, ha portato alla formazione, alla nascita di alcuni prodotti di alcune eccellenze, come per esempio l'oliva taggiasca, dal quale viene poi prodotto l'olio extravergine di oliva taggiasco, che è riconosciuto in tutto il mondo, ma anche come dei vini molto pregiati, come il vermentino e il pigato DOC. E parlando un po' più nello specifico dei vini, ho deciso di collegare queste due regioni, il Veneto e la Liguria, perché essendo che appunto noi avevamo questi terreni così difficili da raggiungere con i macchinari, è praticamente impossibile, ci vuole tutto un lavoro manuale. Anche qui nelle colline del Valdobbiadene, con la presenza di questi ciglioni, le macchine non riescono a passare, e quindi ho pensato fosse un collegamento molto interessante fra le nostre due regioni, perché appunto c'è tutto il lavoro manuale e non c'è bisogno di macchine, non c'è la possibilità di portare le macchine. E infine, per concludere, ho deciso di mostrare alcune delle foto del mio territorio. Si possono vedere i nostri terrazzamenti subito a strapiombo sul mare, che fanno anche un effetto visivo molto bello, molto impattante.
e i nostri vini e l'olio taggiasco appunto. Sì. Che mi se ricordo ci sono